La seconda corsa è un confronto per puledri di 2 anni, la distanza del doppio chilometro. Molti debutti, sono in tutto 9 i concorrenti al via, 1 Fartlek AS, 2 Five No Fields, 3 Fedra Pax, 4 Flower SLF, 5 Fisher Noir, 6 Forgido, seconda linea 7 Fante Petra, 8 Francisco Benal, 9 Fangio Cor. I favori in chiusura sono per Fartlek AS, numero 1 Lorenzo Baldi, la qualifica anche più veloce di tutti. Fase di lancio, si avvantaggia Five No Field, ma all'esterno è svelta anche numero 4 Flower SLF, che passa a condurre ma si getta di galoppo. Numero 4 Flower SLF in squalificato. Testa rimane Five No Field nei confronti di numero Fedra 3 Pax, Fedra Pax che viene squalificato intanto, e in seconda posizione si ritrova così il favorito Fartlek AS. Dopo i primi 400 metri in 32,7, posizioni si sono delineate con i due più attesi nelle prime due posizioni. Vediamo il numero 4 di Flower SLF che continua la sua corsa, ma è stato squalificato. Ripetiamo, numero 4 Flower SLF squalificato. Intanto 800 metri iniziali completati dalla Testa in 1 minuto 4 secondi e 4 decimi. In seconda posizione sarà sotto Fartlek AS, che precede Fante Petral, poi Fisher Noir e via via tutti gli altri, sempre in fila indiana, con il chilometro iniziale completato in 1:21 e 1. Vediamo intanto tentativo di spostare all'esterno da parte di Fante Petral, che poi torna sotto. Numero 9 manca un giro Fangio alla Cor, conclusione. Intanto la squalifica anche per Fangio Cor in coda al gruppo. Non succede nulla quando siamo a 700 poco più dalla conclusione, con i primi due sempre seguiti da Fante Petral. In vantaggio Five No Field davanti a Fartlek AS, 600 alla conclusione, con leader che accelera ma lo tiene d'occhio Fartlek AS, che sposta già a 450 dalla conclusione e va ad apparigliarlo al paletto dei 400 conclusivi. Fartlek AS si porta su Five No Field. Five No Field riparte, ma Fartlek AS lì, i due prendono netto margine di vantaggio al completamento della curva conclusiva. Siamo in retta d'arrivo, ultimi 160 metri di gara, con Fartlek AS che impegna e supera Five No Field a 100 dalla conclusione, ed è Fartlek AS che nel finale viene a concludere la sua prova di debutto. Secondo posto per Five No Field, al terzo chiude ancora il numero 7 Fante Petral, 1:19,7 con 38 a chiudere, e buona prova sicuramente per Fartlek AS, che debutta appunto sul doppio chilometro, 1:19,7 il ragguaglio finale contro un Five No Field che corre comunque bene a sua volta. I due nettamente avanti a Fante Petral, che chiude al terzo posto. E il successo così per l'allievo di Lorenzo Baldi, che ne è anche il trainer, per conto del signor Salvatore Iovene.